Benvenuti a Chi c'è in quinta, ormai il rituale appuntamento per parlare un po' degli spettacoli che sono in cartellone nella rassegna Il Grande Teatro, organizzata dal Comune di Verona e degli spettacoli che vanno in scena quindi nel Teatro Nuovo di Verona. Oggi parliamo dei Miserabili. No, non è che siamo impazziti e che di punto in bianco adesso vogliamo parlare di letteratura. No, no, parliamo sempre di teatro. Ma I Miserabili di Vittorio Hugo sono stati lo spunto per Doninelli per creare un nuovo spettacolo teatrale che è stato portato in scena dalla compagnia di Franco Branciaroli. Sì, in realtà erano un insieme di compagnie, il Teatro degli Incamminati, appunto, la compagnia di Franco Branciaroli, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Bene, parliamo un po' della storia. No, mi arrendo. Raccontarvi 1465 pagine di romanzo in un video di pochi minuti? Non ce la possiamo fare. Però insomma vi posso dire solamente che il tema principale è la lotta tra la giustizia e la legalità. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? Queste due cose spesso non corrispondono tra di loro, eppure dovrebbe essere così. E proprio su questo equivoco si fonda lo spettacolo che abbiamo visto per voi. Franco Branciaroli prende le difese, diciamo così, della giustizia, è una persona che ruba per mangiare, e invece Francesco Migliaccio, un attore straordinario, bravissimo, prende le difese della legalità, un paladino così della legge, possiamo dire. E Migliaccio, una vita dedicata al teatro, come lo stesso Branciaroli che tra poco sentiremo in un'intervista esclusiva, Migliaccio ha dedicato la sua vita al teatro e questo si vede in scena. Ha fatto un personaggio difficilissimo. È un personaggio che è difficile anche definire perché non è né un caratterista né un protagonista. Diciamo che ha le caratteristiche per essere un caratterista, questi continui sbalzi d'umore, questi flussi di coscienza, queste ripercussioni su se stesso e invece ha una parte molto importante, quasi da protagonista. E questo è proprio una grandissima prova di attore perché facciamo un esempio, è facile dire 20 battute balbettando, ma dire una parte lunghissima con addirittura dei monologhi che superano i 10 minuti, con delle caratteristiche, delle caratterizzazioni particolari sul personaggio, è difficilissimo e Francesco Migliaccio ci è riuscito alla grande. Bravissimo. Ma adesso conosciamo un po' Franco Branciaroli, grazie a un'intervista esclusiva che ci ha rilasciato. Eccoci qui con, Franco Branciaroli che ringraziamo di cuore per questa velocissima intervista che ci concede. E la prima domanda è: qual è la più grande difficoltà che si trova a mettere in scena un testo che è un testo teatrale, sì, però basato su una storia che non è scritta per il teatro? Ti devi accontentare, come dire, quel che ti devi accontentare. Certo non è il romanzo I Miserabili, è un'idea, come si dice, una biopsia, ecco, una biopsia del romanzo, da cui puoi capire anche tante cose, no? Come la biopsia fa capire le malattie che tu puoi avere, da questa biopsia puoi capire più o meno di cosa tratta questo gigantesco romanzo e magari andartelo a leggere. E lei è un attore straordinario No, e si sa, sì. e viene considerato spesso l'ultimo istrione, l'ultimo No, mattatore. non sono mai stato un istrione nella mia vita. Cioè, Ah, ecco, allora questa considerazione, diciamo, eh, viene. so quelle scemenze che, siccome il teatro in questo paese non è molto rispettato, già l'attore di teatro che viene sempre considerato un istrione, mh, fa già ciabatta, capito? Sa perché un Vecchio attore di teatro? trombone, ecco Si come. fa sempre quelle robe lì, perché non è rispettato, cioè non so, in paesi più civili un attore di teatro è reputato come uno scrittore, assolutamente non di meno. Facciamo un esempio, qui dietro le Alpi, no? Un attore teatrale
considerato un intellettuale come un altro. Invece da noi è sempre quello che sta un po' davanti spettacolo, c'è sempre, capito? Quindi se tu sei un attore che tiene il palco per tanti anni, allora non diventi un bravo, notevole professionista, diventi un mattatore, no? È la parola magica, no? Il mattatore, chissà perché, non si capisce. Oppure l'istrione, oppure il gigione, queste oni, è così, bisogna E rassegnarsi. un consiglio che lei dà a un giovane attore che si vuole magari affacciare? No, guarda, se uno vuole fare l'attore non ha bisogno di consigli. Se la scelta di un giovane che vuole fare l'attore deve dipendere da cosa gli dice un altro, è meglio che non lo faccia. Insomma, Grazie, eh. grazie mille. Grazie mille ancora a Franco Branciaroli e grazie mille sempre a Giampaolo Savorelli che ci consente di realizzare queste interviste. Senza di lui tutto questo sarebbe impossibile. Ma adesso parliamo dello spettacolo. Dunque, la scenografia è grigia, sono 3 pannelli che ruotano anche su se stessi, dai quali escono degli altri pannellini che servono per delimitare gli spazi. La scena grigia subito può sembrare un po' amorfa, però con le luci prende tutta un'altra piega. E i personaggi che sono legati alla legalità sono tutti vestiti di scuro e la luce a loro abbinata è quella blu. Quindi si viene a creare con il grigio dello sfondo un tema un po' cupo come colore e invece i personaggi del popolo, i popolani, sono vestiti di marrone, beige e il colore è una luce gialla che dà quella vivacità propria della piazza, della strada. La regia è di Franco Però. Ecco, voglio precisare che Branciaroli ha detto più volte durante l'intervista fatta in teatro che il teatro, secondo lui, il teatro moderno è solo voce. Noi, nostro modestissimo parere, non siamo d'accordo. Se il teatro dovesse essere principalmente di voce, conviene sentirlo alla radio. Il teatro è bello proprio perché è un insieme di più arti. Si può vedere in uno spettacolo solo movimento, voce, pittura, tutto insieme in un unico spettacolo. Questo secondo noi è importante, Branciaroli non la pensa come noi e questo si vede anche nella regia, perché è uno spettacolo, il primo atto, molto statico. Lo stesso Branciaroli è sempre fermo, quasi sempre, e gioca molto, grazie anche alla sua straordinaria dote, con la voce. Lui è un po' un acrobata della voce del teatro italiano. E invece il secondo atto prende una piega diversa, c'è molto più movimento, soprattutto nella scena delle barricate. Questa scena è molto bella, organizzata molto bene ed è quasi, possiamo dire, commovente. Lo spettacolo, proprio perché è stato tratto da un romanzo, è molto frammentato, però grazie a questi cambi di scena a vista diventa scorrevole. I cambi di scena a vista che cosa sono? Non c'è buio, si cambia la scena, si accende la luce, siamo in un altro posto. I cambi di scena a vista sono quei cambi che fanno gli attori mentre parlano, senza interrompere l'azione. La recitazione è stata ottima da parte di tutti i giovani ed erano molti, una compagnia numerosissima, ormai il teatro italiano non è più abituato a vedere compagnie così numerose. Anche i meno giovani si sono ben fatti notare con delle caratterizzazioni molto curate. Branciaroli invece nel primo atto è stato molto statico e in un testo che non è pensato per il teatro è importante anche il ritmo. I giovani l'hanno saputo utilizzare molto bene, anche i cambi di ritmo. Invece Branciaroli, proprio per valorizzare la sua caratteristica vocale, non ha... è stato a volte troppo lento, rischiava quasi di cadere tutto. Però ovviamente si segue perché è un grande maestro e da lui si impara sempre anche stando fermi. La naturalezza è stato il suo forte, tranne solamente nella fine. Alla fine, non vi spoilerò, non vi dico come va a finire, alla fine è quasi questa voce impostata non aiuta la naturalezza che ha accompagnato il suo personaggio per tutto lo spettacolo.
A nostro modestissimo parere, puntualizzando ancora una piccola cosa su Branciaroli che ha detto nell'intervista che abbiamo sentito poco fa, lui non ammette di essere un mattatore, un istrione. A nostro modestissimo parere e soprattutto dopo la lettura che invito a fare a tutti di Invito a teatro di Luigi Allegri, noi possiamo quasi definirlo il primo mattatore moderno, perché, come dice appunto Luigi Allegri, il teatro moderno è caratterizzato non dalla forma, non dal contenuto, ma dalla forma. E infatti Branciaroli non si presta attenzione quando lui recita a quello che dice, ma si presta attenzione a come lo dice, proprio perché lui usa con grande maestria la voce. E quindi a nostro modestissimo parere, ci dispiace che lui non sia d'accordo, noi lo consideriamo il primo mattatore moderno, ecco, ci piace dirlo così. Bene, lo spettacolo comunque è scorrevole nonostante le 2 ore e 45 di durata. Una raccomandazione, se il giorno dopo dovete andare a lavorare, mettetevi il pigiama sotto i vestiti che quando tornate a casa siete già a posto. E niente, spero di avervi creato un po' di curiosità e spero che possiate vedere questo spettacolo. Grazie di avermi seguito e vi auguro buone feste e alla